Ciao a tutti ragazzi, bentornati a 101 Storie Zen. La storia di stasera si intitola Il Buddha dal naso nero. Una monaca che cercava l'illuminazione fece una statua di Buddha e la ricoprì di una lamina d'oro. Dovunque andasse portava con sé questo Buddha d'oro. Passarono così gli anni e la monaca, sempre portandosi dietro il suo Buddha, andò a vivere in un piccolo tempio in un paese dove c'erano molti altri Buddha, ognuno con il suo altare. La monaca voleva bruciare dell'incenso davanti al suo Buddha d'oro e, non garbandole l'idea che il profumo deviasse verso gli altri Buddha, si fabbricò una specie di piccola canna fumaria che avrebbe fatto salire il fumo soltanto alla sua statuetta. Così il naso del Buddha diventò col tempo tutto nero, rendendolo particolarmente brutto da vedere. Questa è una storia molto interessante e riguarda tante cose, soprattutto marziali. Eh, Ci sono cose che si possono controllare e cose che non si possono controllare. Diciamo che nelle arti marziali ci poniamo sempre nell'idea di cercare di controllare tutto quello che però è possibile. Le intenzioni del nostro avversario non le possiamo dominare, le intenzioni. Probabilmente possiamo dominarne il corpo, tant'è che nei combattimenti, anche di lotta a terra, di lotta in piedi, anche se uno cerca di controllarmi e mi controlla nel corpo, la mia mente mi continua a dire reagisci, vai avanti, forza. Questo per quanto riguarda degli scontri magari di tipo, ripeto, fisico, dove però invece la mente vuole qualcos'altro. L'idea è un po' la stessa. Dobbiamo abbandonare l'idea confinata che possiamo controllare tutto e tutti, possiamo dominare anche cose come il fumo e cercare di dargli una sorta di canale per riuscire a avere l'attenzione di un'unica statuetta, in questo caso, perché è qualcosa di inutile e soprattutto può essere qualcosa di deleterio. Controllare totalmente gli allievi o controllare totalmente il percorso tecnico di qualcuno non è una cosa molto positiva. Ci possono essere sempre i buoni consigli, il dialogo, l'accettazione di avere da migliorare delle cose sia dal lato allievi, sia dal lato senpai, sia dal lato insegnanti. Non si smette mai di crescere, non si smette mai di imparare, sempre a meno che noi non ci arrendiamo. Ecco, l'idea non è mai quella e non bisogna mai arrivare a sedersi per dire ok, sono arrivato. Quello lo sappiamo tutti. Il discorso è questo: non cerchiamo di controllare cose che sono incontrollabili. In questo caso è un po' come se io, che combatto con qualcuno, volessi controllare non il corpo del mio avversario, ma anche le sue intenzioni. È impossibile. Dobbiamo pensare che dobbiamo controllare le cose che sono in nostro possesso, i nostri desideri, cercare di arrivare a delle nostre realizzazioni, quindi cercare di controllare le nostre relazioni, cercare di migliorare il nostro status fisico, mente, corpo, spirito, cercare di evolvere per quella che è, ripeto, una disciplina marziale o più discipline, sempre nell'ambito di principi. In questo caso, tra l'altro, si dà molto spazio in questa storia al contenitore. Una statua di Buddha ricoperta tutta di oro, quindi deve essere qualcosa di bello da vedere, di estetico, e poi alla fine viene addirittura rovinata nel tempo, ma per le azioni mica della statua, per le azioni umane di controllo, voglia che il fumo vada solamente in un'unica direzione e che possa essere rivolta l'attenzione delle sue preghiere, del suo meditare solo a quella piccola statuetta del Buddha. Ecco, quello è un meccanismo molto divisorio, molto di muro e che scatenerà una reazione. Quindi se l'azione era di cercare di ricevere tutta l'attenzione, di canalizzare questo fumo verso un'unica statua, alla fine quello che ha ottenuto è stato rovinare la statua preferita che aveva. Ed è esattamente quello che può capitare quando cerchiamo, ripeto, di controllare persone
e di controllarne le intenzioni. Non si tratta di questo, si tratta di insegnare i valori della correttezza, i valori che andiamo sempre tramandando con arti marziali, disciplina, coerenza, rispetto, onore, coraggio, modestia, umiltà, tutto quello che può essere un buon condimento per una corretta educazione, per uno sviluppo di mente, di corpo, ripeto, e di spirito. Questa storia in particolare, soprattutto come chiude, è così semplice ma efficace. Più cercherete di controllare qualcosa, più quel qualcosa vi sfuggirà dalle mani, più quel qualcosa andrà a imbruttirsi. Ecco, cerchiamo quindi di prendere sempre una prospettiva con la giusta distanza, anche se il mio incenso va su altre statue, non posso controllare il vento, non posso controllare tutto. Devo anche lasciare che le cose vadano in modo shizenni, in modo naturale, in modo da essere unito a quello che è un principio dell'universo. Quindi accettare che facciamo parte di un ciclo di vita, abbiamo una bella nascita, un bello sviluppo della vita, fa parte di questo sviluppo della vita al termine anche la morte, ma in tutto questo siamo all'interno di un sistema dove c'è tanta energia, le piante, gli animali, i rumori che ci coinvolgono nella natura. Ecco, cercate sempre di ricordarvi che non siamo soli e che soprattutto da soli non possiamo dominare niente. Anzi, è grazie a tanti che possiamo accorgerci delle bellezze che ci sono attorno. Però ricordiamoci sempre, siamo un granello nell'universo. Quindi tanta umiltà ci insegna questa storia qui. Un saluto e alla prossima. Ciao!